Giusto Pio è uno dei volti, è una delle anime della cultura veneta e italiana. E è un uomo che ha dato valore aggiunto alla cultura e alla musica e dà valore aggiunto a quella che è proprio la maggiore lacuna che secondo me c'è oggi, che è la dimensione del pensiero e della creatività. Io nelle righe, questo è un libro, è un bellissimo libro perché è costruito anche in modo intelligente, attraverso testi, attraverso fotografie, attraverso suggestioni. È un libro musicale. Quindi quello che volevo dire è che la creatività di Giusto Pio è una sorta di risarcimento alla disperazione che c'è oggi in questa civiltà, come quella di tanti altri artisti, non solamente Giusto Pio. E io in questo libro ho scritto qualche riga su di lui e la cosa che ho chiuso, le poche righe che ho scritto, dicendo che Giusto Pio ha quello che hanno i bambini e gli scienziati, che è il senso della meraviglia, e che hanno gli artisti. E lui, ho letto nel libro, che da piccolo ha scoperto la musica proprio con le tipiche scoperte dei bambini che hanno il senso della curiosità e della meraviglia. Ha preso 2 lamette da un rasoio, le ha piantate in un pezzo di legno morbido e con il pennino di una penna ha provato i primi suoni. Poi ci racconterà magari le lezioni, se sono continuate per tutta la vita. Quindi questa è un'immagine che secondo me rende alla perfezione ciò che è Giusto Pio, che è un mix di déclin, di tradizione e di sperimentazione. La sua vita nel suo incontro con Battiato e anche con altri artisti altro non è che la grande capacità di una persona, di un artista, di un musicista, di oltrepassare la frontiera della propria tecnica e di aprirsi agli orizzonti altri, quello della musica non solo classica, ma pop, rock, elettronica. Pio fa musica anche con i rumori, con i suoni delle stelle pulsar. Per carità, magari non ha inventato lui l'utilizzo dei suoni della musica, ma le composizioni che lui fa hanno questa grande capacità di avere come base una grande cultura musicale e la grande apertura alla sperimentazione e agli orizzonti nuovi. Come ha dimostrato anche di fare con la pittura, con la curiosità e il senso della meraviglia di un bambino andando alla scuola del maestro Angelo Gatto, no? E cominciando a dipingere con la curiosità e la voglia di conoscenza, di pensiero, di capacità, di assunzione, di assimilazione, di tecnica che si ha non solamente in età scolare, ma che si ha per le persone curiose, intelligenti per tutta la vita. Anche 85 anni, perché ne combina ancora di tutti i colori. Ecco, questa è l'immagine che io ho di Giusto Pio e queste sono le poche parole con le quali io voglio rendere la sua semplice e sobria grandezza.